Amici bellini, non solo mercato, ci sono delle riflessioni da fare. Non so se in copertina ho messo Meret, perché ci stiamo divertendo con l'AI e quindi è uscita bene. Però riflessioni su quello che è successo in Champions, insomma, Guardiola, mettiamo in discussione Guardiola, come è stato messo in discussione Fonseca, come è stato messo in discussione lo stesso Motta e come sto sentendo viene messo in discussione anche Conte. Facciamo un po' di riflessioni mentre me la gioco. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto non solo agli scooter, ma anche ai motorini normali, alle biciclette. Brutta battuta. Il like, iscrivetevi al canale, lasciate il like per aiutare la barca e andiamo a capire, perché la conferenza avviene domani, quindi in vigilia e non in previgilia. Di conseguenza io devo anticipare alla situazione della simulazione e non vedo Biol, perché forse all'epoca era squalificato, non lo so, però tra le varie notizie dice il Napoli vuole Biol già a gennaio, sabato sarà osservato speciale. Ecco, quando all'epoca io vi dissi Ismaili, poi c'è un altro che mi ha detto ma forse è meglio il Giorgiano che gioca vicino a lui, e mica è una cattiva chiamata, sta giocando molto bene. Poi l'amico Bellino diceva che l'amicizia con Kvara, però se Kvara se ne va e arriva che l'altro Giorgiano, questo fatto dell'amicizia non avviene. Noi mettiamo in campo Neres al posto di Kvara e poi cercheremo di capire se ci sono altre soluzioni che Conte sta studiando, ma questa è la soluzione più logica rispetto a quello che ha fatto Conte finora. E poi dobbiamo ragionare anche su altri profili, perché sto leggendo di Taylor dell'Ajax, che è un giocatore che devo ancora studiare. Centrocampista, quando lo descrivono dice sai, caratteristiche alla Zielinski. Vediamo, non mi sbilancio ancora perché lo devo vedere prima e lo vorrei vedere solo se effettivamente c'è una richiesta da parte di Conte. Quello che sappiamo è che è giovane almeno, e quindi se stiamo cominciando a vedere i profili un po' più giovani avrebbe senso. Per quanto riguarda la situazione di Meret, mi viene in mente la situazione dei procuratori. Perché? Perché la riflessione che non facevo e che molti di voi nei commenti hanno fatto ieri, e vi ringrazio perché mi date gli spunti, su Biraghi, è che il procuratore è sempre lui, signore. È sempre il mitico Giuffri, che oggi ha tuonato contro Palladino, attacco a Palladino, perché dice non sono stati convocati né Biraghi né Parisi, due giocatori proprio di Giuffri. Allora ovviamente Giuffri fa uscire la notizia dell'interessamento del Napoli e quindi tutto ritorna, tutto ha un senso. Però non ha un senso, o meglio ce l'ha, conoscendo il personaggio, quando mi si dice la Fiorentina cerca un centrocampista e si vogliono prendere a Foloruncio. Secondo voi Foloruncio di chi è? È sempre di Giuffri. Di conseguenza disfà, bello, cattivo tempo, tutto quello che volete voi, vai Neres. Devo cercare di giocare anche proprio come gioca il Napoli, cioè si fa la catena a destra. Non ho fatto una cosa che potrebbe essere un errore, Meret. C'è Lukaku troppo basso che viene a dare una mano, secondo me questa la devo cambiare, viene a dare una mano in difesa, il che un po' avviene, secondo me lo devo mettere a Politano questa cosa qua. Fatemela aggiustare un attimo. Vedi, deep line Lukaku, no, sì, lui dà una mano in difesa, ma è più Politano che resta un po' più bloccato, e dico che Lukaku deve rimanere in avanti, ma se vogliamo avere una chance questo deve essere. E insomma la questione dei procuratori, perché abbiamo letto per un mesetto circa, non c'è l'accordo con Meret, il Manchester United, l'Inter, cioè l'Inter che ha comprato Martinez e quindi dovrebbe avere già il futuro post Sommer. C'è l'Inter su Meret, eccetera eccetera. Sappiamo che Pastorello è un altro che ha grandi amicizie e si muove. Guarda come esce Meret, vedi? Non è proprio un problema. E quindi grandi amicizie e rapporti con tutte le squadre che contano, e conoscendo Marotta, se può darci un pochino fastidio con qualche voce che magari destabilizza o che comunque distrae,
vai Neres, metti il cross, comunque distrae e certo che lo fa. Ora se Neres mette il cross col sinistro è buono per Lukaku, dovrebbe non esserci Okoye in porta con l'Udinese. Io poi devo fare dei controlli, ma da quello che leggevo fantacalcisticamente dovrebbe essere questa la cosa. E quindi adesso invece stiamo leggendo di un Meret, si sono avvicinate le parti, dovrebbe esserci l'accordo, insomma, cioè, tra offerta e domanda, anche perché ragazzi Meret è un altro di quei portieri che piaccia o non piaccia guadagna veramente poco rispetto, anche sta da fuori, rispetto ad altri portieri in Serie A che sono quelli là che poi ti fanno la parata pazzesca e ti fanno anche magari ogni tanto la paperetta. Vai Politano, e mo non c'è più Lukaku, quindi vai verso McTominay, buono, interessante. Quindi Di Marzio ci ha fatto sapere che si sono avvicinati all'accordo economico per Meret. Si parla di a questo punto 2027 o 2028, perché Meret finora ha sempre e solo Lukaku, McTominay sempre solo rinnovato di anno in anno con l'opzione del Napoli e quindi niente di che. Però la riflessione io la volevo allargare, visto che se io mi sveglio la mattina non sono andato ancora al mare, il mare ce l'ho a 10 minuti, se mi sveglio alle 10 magari alle 11 sarò al mare. Sono giorni in cui quando ascolto le trasmissioni ascolto solo del genio, fondamentalmente, perché non ce la faccio a seguire tutti, anche quelli bravi che stimo. Il tempo è poco. Attenzione, vai a chissà. Quindi ascolto Paolo, ascolto anche quella che sono le telefonate nella community. Paolo ha ovviamente istruito la sua community a parlare di tattica e quindi ci sono una serie di suggerimenti anche per Conte più o meno interessanti, come quello di non usare il 9, di non usare Lukaku sempre, no? Alla Gasperini, che ne stavamo parlando ieri, il che va benissimo, perché avere degli spunti, dare degli stimoli anche all'allenatore per me è fondamentale. Vediamo che domande arriveranno domani, se ci saranno domande sempre sulla mentalità, sull'atteggiamento, buongiorno, sempre le emozioni e come sta la squadra mentalmente, insomma le solite cose. Mentre si potrebbe parlare di come si arriva, ne parlavo anche con Giovanni che ci aiuta con l'algoritmo a fare le valutazioni sulle letture, sull'ultimo passaggio, che è proprio quello che sta venendo meno al Napoli. L'ultimo passaggio, la scelta di provare un altro dribbling o di scaricare o di aspettare un passaggio, un intervento da dietro. Di conseguenza questa potrebbe essere una domanda che a Conte si può fare, se si può allenare, perché Conte l'ha detto nella scelta, se si può allenare la scelta dell'ultimo passaggio, se bisogna poi lasciare un pochino di più l'estro del singolo giocatore. A destra si costruisce, a sinistra si lascia un pochino di più all'estro di Kvara, adesso si potrebbe lasciare di più all'estro di Neres, ma dobbiamo dare una mano. McTominay è venuto più dietro per aiutare la manovra, però poi bisogna concludere. E questo discorso si inserisce in un ragionamento, in una riflessione che mi viene spontanea quando leggo gente, tifosi, ma anche addetti ai lavori. Attenzione McTominay! Anche addetti ai lavori che con soddisfazione, no, accoglievano tutti i pareggi di Motta, eccetera, eccetera. Io mi sono abbastanza sbilanciato. Per me Motta è un grande allenatore. Per me Motta, nella situazione Juventus, chi è Oliveira ci prova. Nella situazione Juventus, se gli danno il tempo, questo è proprio il discorso, il se gli danno il tempo, secondo me puntano a diventare stabili di nuovo nella lotta la lotta per lo scudetto in Serie A e chissà anche in Europa, perché poi ultimamente in Europa non benissimo con la gestione di Allegri, e fa rumore ovviamente la vittoria contro il Manchester City. Va contestualizzata però la vittoria contro il Manchester City, perché è un Manchester City che sta veramente in una crisi nera. Ma questo che fa? Metti in discussione Guardiola? Non penso si possa mettere in discussione Guardiola come allenatore, come conoscenze, come capacità. Saremmo proprio alla frutta. Però esistono i cicli, esistono i momenti ed esistono i tiri da fuori di Lukaku. Esistono dei momenti anche di una carriera
forse il rinnovo, se i giocatori magari sono stanchi, perché deve essere stancante stare sempre ad altissimi livelli, a confermarsi sempre, a vincere, a rivincere, a essere sempre l'obiettivo degli avversari, di batterti anche una volta solamente in campionato. Evidentemente, e questa è una riflessione su cui si può ragionare, forse il rinnovo di Guardiola potrebbe aver dato la mazzata finale ai giocatori, nel senso che Maronna mi ha di 2 anni con Kiss, ma potrebbe essere, nonostante Guardiola sia il migliore in assoluto, però potrebbe essere stancante e potrebbero i giocatori magari volere un po' più di libertà, invece di passarsela sempre, invece di fare sempre il tiki-taka ossessivo e offensivo, perché poi alla fine Guardiola resta in attacco, però non riesce a concludere. C'è stata una parata bellissima di De Gregorio su Holland, questo senza dubbio, però poche altre situazioni, e il Manchester City deve creare di più, deve almeno come XG deve dominare l'avversario. Invece la Juventus si è messa là, è stata molto pericolosa, come speriamo adesso di essere pericolosi qua con Neres, perché si sta avanzando il cross, e poi devo imparare anche a Politano, imparare anche a parlare e a giocare contemporaneamente. E quindi io direi di calmarci quando vogliamo bollare, perché poi c'è l'innamoramento dell'idea, e l'innamoramento dell'idea, faccio l'esempio anche, no, di Trevisani nel suo racconto del calcio, delle sue opinioni. Deve distruggere Allegri per tutta la sua carriera? Benissimo. Nel momento in cui deve distruggere Allegri, deve portare avanti il discorso di Thiago Motta. Se Thiago Motta non sta bene, tutti che aspettano Trevisani, ma che dici? Eccetera eccetera. Se Thiago Motta poi fa bene, tutti quanti a Trevisani, allora avevi ragione tu, eccetera eccetera. Questo eterno paragone tra vecchio e nuovo, ma sempre senza aspettare un attimo che i progetti prendano forma, senza avere mamma mia, è fuori gioco, stavo rischiando tantissimo, senza aspettare che i progetti prendano forma, senza aspettare che i nuovi acquisti si compenetri con un nuovo ambiente. Conosce l'ambiente, no? Quindi questo discorso, che adesso vale per la Juventus ma vale in generale per tutte le squadre, io lo leggo anche a Fonseca e al Milan. Se è vero che la Roma l'abbiamo salutata, almeno per la lotta alla Champions, perché non credo che possano recuperare, adesso piano piano troveranno un pochino più di tranquillità, almeno di ambiente, però come punti non lo so. Fatemi fare un po' di sostituzioni, perché qua siamo stanchi. Lukaku è esausto, di conseguenza metto Simeone anche se non sta in grandissima forma. Anghissà è esausto, di conseguenza metto Folorusso anche se non sta in grandissima forma. Cyril Ngongué al posto di Matteo Politano, che è distrutto, e non cambiamo niente, perché così la pensa Conte di so. Quindi signori, io vi consiglio una sola cosa: se amate il calcio e se non amate il calcese, le frasi solite banali eccetera eccetera, andate a sentirvi la conferenza di Fonseca post partita in Champions. Il Milan vince non convincendo tanto, poteva Fonseca dire noi però abbiamo un buon percorso eccetera eccetera, è arrivato il gol dell'Udinese, ma perché sono io distratto. Andate ad ascoltare Fonseca cosa dice. Fonseca trattato come un cretino da tutto l'ambiente, ma un cretino non è, e si sta prendendo anche delle responsabilità mica male, perché ha detto: a me sì va bene tutto, ma non sono soddisfatto, mi va bene che ho vinto, ma non sono assolutamente soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. Non ho visto quello che voglio vedere dalla squadra, e se non vedo dei miglioramenti sotto questo punto di vista, io sono in grado anche di chiamare il Milan futuro. Cioè, chiama la primavera, si chiama gli under 19 e li manda in campo, perché Fonseca è uno di quelli che non guarda in faccia a nessuno, ed essendo un allenatore straniero il paragone mi viene immediato, non viene capito perché poi non comunica troppo bene, non viene visto come uno credibile nell'ambiente. Insomma, sta provando l'all-in, perché questa è rottura. Se lo seguono le cose cambiano e il Milan si rimette in forma. Se invece non lo seguono, è capace che dovrà arrivare un tanto atteso poi esonero ad un certo punto. Adesso Simeone
che è inevitabile, perché l'ambiente Milan non può viaggiare nella mediocrità, non può stare fuori dalle prime 4, assolutamente. Possono non lottare per lo scudetto, ma fuori dalle prime 4 non ci possono stare. Di conseguenza, finché la Lazio fa bene, la Fiorentina fa bene e il Napoli sta ancora là, attenzione McTominay, questa è l'ultima opportunità. No, Giannetti, non ci fate caso che ho perso, non succederà. È questione che stavo chiacchierando. Il Napoli sarà invece concentratissimo sulla partita e domani magari facciamo bene la formazione, perché questo non è plausibile, non vi preoccupate. Però la riflessione, ecco, lasciate il like finale, è più generale sullo stato del calcio adesso. Troppa sclerosi multipla, nel senso sclerotici nel giudicare un allenatore senza dargli il tempo, e non va bene. Dobbiamo avere un pochino più di pazienza, specialmente le squadre, e parlo in generale, non solo su di noi, cioè, le squadre che hanno cambiato tanto e che ripartono dal loro allenatore. È normale che l'Inter possa avere un vantaggio, che l'Atalanta possa avere un vantaggio, perché sono consolidati e quindi sanno come lavorare col gruppo. Quelli che hanno cambiato, vedi la Lazio, vedi la Fiorentina, stanno puntando su questa nuova freschezza. Fiorentina ha meno pressioni probabilmente di altre squadre un pochino più titolate, però vedi che i procuratori cominciano a rompere un pochino i cosiddetti anche lì, perché credono di avere tutto loro in mano, e quindi dobbiamo essere noi tifosi a essere un pochino anche più maturi, a non lasciarci portare a spasso dalle opinioni. Abbiamo le nostre opinioni, le vocizziamo anche sui social, ma dobbiamo stare un pochino calmi, perché come ha sbottato Fonseca contro i suoi giocatori, alle volte sbotta Conte contro l'ambiente, contro i giornalisti. Motto è un altro che sbotta, è un altro che sbotta in continuazione. Però vedi, poi il presidente va, si fa la fotografia, mettono a posto, quindi la forza della società alla fine è quello che potrebbe fare la differenza sul lungo corso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Potrebbe questo video non significare niente, e invece c'è tanto di cose che poi Padre Tempo mi darà ragione più in là. Voi, se vi fidate, lasciate like, tutto, i puntini si uniranno, alla fine l'immagine sarà chiara, non vi preoccupate. Ci vediamo domani per la conferenza di Conte.